proposta di regolamento della Comunità Europea sulla protezione delle indicazioni geografiche non alimentari è stato l'argomento di un seminario organizzato da Confartigianato Nazionale in collaborazione con la Confartigianato Imprese Veneto e tenutosi a Padova nella sede dell'Unione Provinciale Artigiani. Si è parlato di come questo nuovo regolamento potrà aiutare alla valorizzazione e alla protezione di tutti quei prodotti artigianali e non che in Italia vengono realizzati con un forte legame del territorio. Il Veneto è una patria di distretti, ci sono quelli della calzatura sportiva, c'è quello della calzatura della donna, c'è l'occhiale, c'è il vetro, c'è la ceramica, c'è il legno d'arte. Sono tantissime le caratteristiche che potrebbero essere valorizzate da questa certificazione europea. È un lavoro che la Confartigianato Nazionale insieme all'Ufficio Europeo ha seguito per molto tempo, in collaborazione soprattutto a stretto contatto con la categoria dell'artistico, ma che però coinvolgerà tutti i settori. Tutto il manifatturiero d'Italia e del Veneto verrà coinvolto da questa opportunità, un'opportunità che si potrà cogliere quando il provvedimento vedrà la luce, e questo molto probabilmente avverrà nella seconda parte del 2023. Siamo col presidente di Confartigianato Imprese Padova, Gianluca Dallaglio. Presidente, ospitiamo nella sede prestigiosa di Confartigianato Padova il primo di vari appuntamenti che il Confartigianato Nazionale farà su questo nuovo regolamento IG. È un passaggio importante anche per il territorio padovano. Beh, certamente, intanto è un onore per noi essere partecipi e ospitare un'iniziativa così importante. E il nostro territorio è ricco di peculiarità. Ricordo la moda, ricordo il settore delle calzature, ricordo il settore del mobile, ma anche la meccanica di precisione e tantissime altre cose che ci rendono orgogliosi della nostra provincia e del nostro territorio. Un regolamento sulle indicazioni geografiche interesserà soprattutto l'artigianato, quindi è un passaggio di valorizzazione e protezione. Certo, e sarà un'ulteriore certificazione delle nostre capacità e della capacità che hanno i nostri artigiani di produrre con qualità e con impegno e con grande talento. Siamo con Antonio Donato Colì, presidente del Confartigianato Artistico, che viene dalla Puglia per questo appuntamento, il primo di una serie molto probabilmente a livello nazionale, su questo nuovo regolamento, questa proposta di regolamento sulle IG No Food, che è una battaglia di molti anni fatta soprattutto dalla categoria dell'artistico e di Confartigianato. Sì, è una battaglia, come dice lei, che parte molto da lontano. Siamo arrivati a un buon punto. Non ci accontentiamo ancora in quanto i territori devono essere maggiormente coinvolti. Per questo motivo sicuramente faremo qualche altra iniziativa sul territorio nazionale, partiamo da Padova e vedremo un attimo come va avanti. L'indicazione geografica siamo abituati a vederla per l'alimentazione. Quali sono le opportunità per un prodotto tipo la ceramica o piuttosto di qualsiasi altra cosa? L'opportunità è la stessa che presenta per i prodotti food. L'identificazione di un territorio e di un prodotto tipico di quella zona è fondamentale. Chi può non riconoscere il valore italiano in Europa di tutte le peculiarità produttive che esistono? Non lo so, pensiamo alla liuteria piuttosto che al vetro, piuttosto alla ceramica. Abbiamo tante di quelle specializzazioni sul tutto il territorio nazionale e pochi se ne possono vantare, noi italiani sì. C'è stato un lavoro anche con la Confederazione, con l'Ufficio Europeo della Confartigianato, perché si è dovuto mettere mano in qualche modo ai testi che giravano in Europa. Il regolamento però in qualche modo vi soddisfa, come è in fase finale di approvazione? Sì, il regolamento ci soddisfa, tra l'altro anche la Commissione Europea ha già affermato che in futuro guarderà con più attenzione ai territori. Confartigianato Bruxelles ha fatto tanto, sono stati continuamente sul pezzo e attraverso anche il nazionale siamo riusciti a portare a casa una bella articolazione. Siamo con l'europarlamentare Alessandra Basso, lei è stata relatrice ombra in Parlamento europeo di questo provvedimento sugli IG no food, non alimentari. È un lavoro certosino, difficile, ma che valorizzerà soprattutto l'Italia, come in realtà fanno quelli dei prodotti food. Assolutamente, credo fosse un testo aspettato da tanti anni, insomma, dal mondo dell'artigianato, che sappiamo, insomma, piuttosto importante in Italia e non solo, perché l'artigianato nostro è conosciuto in
tutto il mondo. Quindi riteniamo che con questo testo, che ha avuto non poche difficoltà di discussione, perché ci si scontra anche con modi di vedere l'artigianato diversi a seconda ovviamente degli stati membri, però ecco un testo per noi fondamentale, migliorabile sicuramente in alcuni punti, ma fondamentale per la tutela del vero Made in Italy. Senta, non è ancora approvato il regolamento, si attende la sua definitiva approvazione per la seconda metà dell'anno, diciamo settembre-ottobre? Sì, dovrebbe essere votato alla prossima plenaria di settembre, poi seguiranno i tempi tecnici di discussioni e approvazioni, quindi probabilmente entrerà in vigore il testo nel prossimo anno sicuramente, e poi però l'approvazione e l'attuazione dopo circa 25 mesi, quindi ci vorrà ancora del tempo, perché ovviamente c'è del lavoro da fare soprattutto dal punto di vista della mappatura dei prodotti.